Dottor Gambatto, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, oggi siamo qui appunto per presentare il 21° meeting della Giostra, il distretto della Giostra molto importante per il territorio di Rovigo, ma anche per la Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Certo, è una realtà molto importante perché raggruppa oltre 100 aziende, oltre 500 dipendenti, 200 milioni di fatturato, ma soprattutto è importante perché il 98% del volume d'affari è fatto da export, quindi è un dato significativo perché vuol dire avere degli ambasciatori nel mondo, in quanto il prodotto, che è un prodotto per divertimento, viene portato in tutte le parti del mondo. Non dimentichiamo per ultima la grande ruota panoramica di Londra. Ecco, questo distretto si qualifica per essere un'eccellenza, magari è poco conosciuto, diciamo, magari nemo profeta in patria, no? Però la Camera di Commercio è sempre vicino ai suoi distretti per promuovere quello che fa. Qual è il ruolo della Camera in questo? Beh, allora, il distretto è una aggregazione molto importante, forse poco conosciuta in Italia, ma cioè, nel Polesine, però visto che ha un 98% di export vuol dire molto conosciuta nel mondo. Per la Camera di Commercio è una realtà significativa, non per nulla è da anni che la Camera di Commercio interviene finanziariamente a sostegno di questo distretto, dando un supporto per quelle che sono le sue attività e i suoi incontri con i buyer, che sono elementi fondamentali a supporto di quello che è il suo modello di sviluppo, il modello di business che è legato ovviamente all'internazionalizzazione. Quindi è un classico esempio di quello che è il made in, il bello, perché il distretto vende divertimento. Grazie.